La raccolta degli imballaggi tipo carta, cartone e Tetra Pak viene effettuata una volta alla settimana. Nel caso di sistema a singola utenza, l'utente deve utilizzare il proprio contenitore da 40 litri ed esporlo in area pubblica ben visibile, con la maniglia rivolta verso l'alto. Nel caso di sistema a isola ecologica condominiale, gli utenti possono conferire i rifiuti negli appositi cassonetti a disposizione, senza limiti di orario o di frequenza. Nelle giornate previste, l'incaricato del condominio dovrà esporre i cassonetti in area pubblica ben visibile. L'esposizione dei sacchi e dei contenitori va effettuata il martedì dalle ore 19 alle ore 24. La raccolta da parte degli operatori avviene entro la giornata successiva. Gli imballaggi tipo carta, cartone e Tetra Pak, riposti sfusi oppure contenuti in sacchetti di carta, vanno conferiti nell'apposito contenitore o cassonetto con il coperchio di colore blu. È vietato l'utilizzo di sacchetti plastici. Vediamo ora alcuni esempi di cosa va conferito negli imballaggi in carta, cartone e Tetra Pak. Confezioni di prodotti alimentari in carta, come quelli che contengono la farina e lo zucchero, o in cartoncino, come quelli per la pasta, il riso, il sale. Portauova in cartone, giornali, riviste e volantini pubblicitari, fotocopie, libri, quaderni, le buste per le lettere, anche quelle con la finestra in plastica. I sacchetti di carta, per esempio quelli per il pane, e le buste per la spesa in cartoncino, il contenitore dei medicinali, il cartone della pizza purché pulito, le scatole di cartone con l'accortezza di conferirle riducendone il volume, e infine i contenitori di Tetra Pak per liquidi e bevande, ovvero il cartone del latte, dei succhi di frutta, della panna da cucina, di alcune salse di pomodoro. Vi ricordo che se sul contenitore in Tetra Pak trovate il beccuccio con il tappo in plastica, non serve che li togliate. Vediamo ora alcuni esempi di cosa non va conferito negli imballaggi in carta, cartone e Tetra Pak. Carte abrasive o vetrate, in cucina la carta da forno e le carte oleate in genere. La carta termica come gli scontrini fiscali e i ticket dei parcheggi. Fotografie, fazzoletti da naso, salviette umide, il cartone della pizza imbrattato di olio e residuo organico. Tutti questi rifiuti, visto che non posso conferirli assieme agli imballaggi in carta, cartone e Tetra Pak, li potrò gettare nel bidoncino del secco residuo o indifferenziato. La carta assorbente da cucina imbrattata di cibo, invece, andrà conferita assieme alla frazione organica.